Eccoci rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio. E prima di annunciarvi la prossima rubrica, vi ricordo ancora il numero per il televoto 342 62 75 717. Mi raccomando, votate ancora una mezz'oretta e poi daremo lo stop al televoto e decreteremo i due vincitori di oggi. E adesso andiamo a un'altra rubrica a cui chiaramente tengo molto. La rubrica si chiama Ius Arte Libri. Buonasera a tutti, dopo 13 anni la prima versione televisiva del nostro salotto Ius Arte Libri, e quindi non potevamo non iniziare con uno dei nostri vincitori, esattamente Emanuele Gagliardi, vincitore dell'edizione 2021 del premio Ius Arte Libri, Il Ponte della Legalità, con il libro Una mente violenta. Ecco qui la scultura con cui a cui abbiamo conferito il titolo di vincitore ad Emanuele, giornalista, scrittore, che da anni ha sempre concorso con noi con molti altri romanzi. Anche questa edizione del 2023 ha concorso con il libro I Dissipati, ma andiamo subito a farci svelare direttamente da Emanuele. Da dove nasce la tua passione per la scrittura e come scrivi? Perché sappiamo che la tua prima stesura avviene sempre con una modalità particolare, desueta, ma sicuramente misteriosa. Sì, appunto, la prima stesura dei romanzi io la faccio sempre con una macchina da scrivere, una Olivetti 40 del 1941. E questa attitudine, diciamo, della scrittura a macchina, insomma, mi riporta appunto a quella che forse possiamo dire è stata la mia prima esperienza di scrittore. Avevo 8 anni e misi insieme, diciamo, impadronendomi di una macchina da scrivere che si trovava in casa, scrivendo con un dito solo, ma adesso poi ne uso 2 o 3 al massimo, e una trentina di pagine di alcuni raccontini a cui avevo dato il titolo di Le avventure di Liu, perché il protagonista era un ragazzino cinese. Probabilmente l'avevo fatto cinese per nascondere un po' il fatto che era spudoratamente un alter ego. Infatti le avventure narrate, insomma, prendevano spunto da quello che accadeva a me, quindi racconti di famiglia, qualche viaggio, e a volte magari infarcite da qualche storia mutuata da Topolino che leggevo, oppure da qualche sceneggiato Rai che vedevo, eccetera. E poi alla fine, ecco, direi che tutti i romanzi e i racconti che ho scritto in seguito non sono altro che un modo di far rivivere quelle cose che ho scritto in quella trentina di pagine. Una foto di te alla macchina da scrivere, perché un'altra delle tue passioni è la fotografia. Sì, la fotografia. Eccola questa qui. è la famosa, Olivetti. Bene, oltre allo scrivere, tu hai questa passione per la fotografia, ma hai una grande passione per Roma, perché la maggior parte dei tuoi romanzi sono ambientati a Roma, hanno dei personaggi tipicamente romani. Il tuo commissario Umberto Soccodato, ecco, come nasce Umberto Soccodato? Anche in questo caso, diciamo, Umberto Soccodato è anche lui un alter ego, insomma, a cui faccio riferimento, che diciamo in qualche modo, poi chi mi conosce mi somiglia anche dal punto di vista dell'abbigliamento démodé, tant'è che su uno dei romanzi che tu avrai letto, non è qui, però insomma l'avrai letto, La Pavoncella, lui deve incontrarsi con una donna molto chic, molto critica, eccetera, di cui lui immagina che non sarà apprezzato il suo abbigliamento, ma da inveterato dispettoso come il sottoscritto, e il commissario pensa: vorrei che mi dicesse quanto debbo sembrargli buffo per riderci anch'io. E quindi ecco, sicuramente lui è un alter ego. Accennavi poi alla fotografia. La fotografia sicuramente è una delle mie passioni, ed è sicuramente, per l'etimo stesso della parola, scrivere con la luce, una forma alternativa di scrittura. Quindi io credo che fotografia e scrittura siano non solo parallele, ma assolutamente interconnesse. Io addirittura, appunto, prima di apprestarmi a scrivere un racconto, un romanzo, molto spesso mi procuro anche o me le procuro adesso su internet, delle foto dei luoghi che voglio andare a raccontare, oppure traccio anche qualche disegnetto, qualche immagine, qualche mappa, sì, sicuramente, perché diciamo l'immagine aiuta moltissimo la memoria,
Io prendo i tuoi libri, gli ultimi due che hanno partecipato al nostro concorso, e sveliamo anche perché sei stato selezionato, perché noi da 13 anni attraverso la narrativa facciamo cultura delle legalità fuori dalle aule giudiziarie. L'altra passione che hai sono per gli anni 70, quindi Una mente violenta, un libro ambientato come Nero Pesto negli anni di piombo. I Dissipati invece a cavallo degli anni 20, no? Siamo in pieno periodo... Più la prima parte negli anni 30, la seconda negli anni 40, c'è la guerra in mezzo. C'è la guerra in mezzo, ma soprattutto due eventi connotano questi romanzi per i quali li abbiamo scelti per il nostro concorso. Gli eventi terroristici degli anni 70, le leggi razziali varate durante il regime fascista. Quindi questi libri ci consentono quindi di fare cultura della legalità, ricordando che dopo l'abominio delle leggi razziali abbiamo avuto la nostra Costituzione che sancisce questa grande dignità per tutti e senza disparità di razza, religione, e invece poi successivamente siamo ritornati un po' nel periodo oscuro con gli anni di piombo, però i nostri principi di diritto ci consentono sempre di ritornare alla luce. Fortunatamente. Perché hai questa passione per gli anni 70? Ma ho la passione per la storia in generale. Io ho studiato col professor De Felice e quindi diciamo da lui ho avuto insomma l'insegnamento e la passione per la raccolta dei documenti, per la precisa riproduzione dei fatti, delle cronologie, eccetera. E appunto, poi gli anni 70 sono gli anni della mia infanzia, insomma, bene o male l'infanzia è un periodo spensierato, un periodo bello. E quindi riviverli in maniera più cosciente, perché indubbiamente ristudiandoli e poi anche proprio per ragioni anagrafiche, ora li comprendo meglio, insomma, e quindi anche ricostruirli storicamente in tutti gli aspetti, quindi anche negli aspetti meno seri, se vogliamo, gli aspetti della moda, gli aspetti della pubblicità, gli aspetti del cinema, del teatro, eccetera, e inserirli in un contesto, insomma, in qualche modo mi diverte. Vuoi svelarci dove attingi materiale? Perché tu fai un lavoro che ti consente... Io lavoro in Rai come ricercatore, eccetera, quindi ho anche modo di rivedere alcuni programmi, quindi per quello che riguarda la radio e la televisione. Ma soprattutto mi piace anche, a volte proprio... Infatti Una mente violenta finisce, no? Con l'annuncio di un tragico evento e tu riporti proprio la notizia il TG come... della notizia del rapimento Moro. Che tutti noi purtroppo ricordiamo e quel TG infatti è rimasto noto con Vespa in studio e Fraiese a Via Fani. E appunto mi piace poi diciamo far parlare le voci del tempo, quindi insomma la narrazione nei miei libri è sempre in prima persona, è sempre al presente, perché io faccio approfondite ricerche, soprattutto alcune su riviste dell'epoca, alcune me le vado anche a comprare a Porta Portese, altre adesso è facile reperirle anche attraverso internet, eccetera, proprio per vedere, per studiare la progressione dei fatti e degli avvenimenti così come erano visti e sentiti all'epoca e non col senno di poi, insomma. Senti Emanuele, abbiamo ricordato prima all'inizio della trasmissione che questo salotto è anche in versione estiva, no? Abbiamo fatto il salotto Tevere e c'è un episodio, no, che tu racconti rispetto ad un barcone particolare che in quegli anni, negli anni in cui è ambientato I Dissipati, stava sul Tevere. Qualcuno che ha qualche capello grigio come me e che è vissuto a Roma da tanti anni probabilmente ricorderà già in disarmo e praticamente quasi un relitto, un barcone che si trovava sotto Ponte Sant'Angelo ed era lo stabilimento balneare del Ciriola. Ciriola era un bagnino chiamato così, Ciriola in romanesco sarebbe l'anguilla in pratica, lui era un provetto nuotatore per cui veniva chiamato Ciriola, cioè anguilla, perché aveva salvato oltre 250 persone dai flutti del Tevere, si era guadagnato anche alcune medaglie, aveva insegnato a nuotare a molti allievi della polizia e dei carabinieri, eccetera. Su questo barcone, adesso non voglio spoilerare il romanzo, anche perché sennò non lo comprano, accade qualcosa. Accade un qualcosa che addirittura farà sì che il giovanissimo commissario Soccodato, appena
nominato vicecommissario aggiunto, lui dice, cioè ultima ruota del carro, nel 49, gli permetterà di risolvere un caso a cui aveva assistito mentre si trovava in collegio nel 1938. Ecco. Quindi bisogna avere fede nella giustizia, esistono i bravi commissari, i bravi giudici, quindi noi ci rivediamo la prossima settimana per consigliarvi buone letture, per promuovere i valori della legalità e di giustizia. A tal fine vi consigliamo di leggere di Piero Calamandrei nella rivista italiana delle scienze giuridiche Il manganello, la cultura e la giustizia, che ripercorre proprio gli anni in cui è ambientato I Dissipati. Grazie. Grazie. Grazie ad Antonella Sotira, grazie per aver portato in questo spazio pomeridiano del sabato Ius Arte Libri, e io sono qui con l'ospite e una nuova rubrica di cui mandiamo subito una siglettina. Eccola. Non c'è, va bene, la mandiamo dopo perché comunque avevamo... C'è! C'è! Eccoci in studio di sabato pomeriggio con Gioia. Accanto a me ho Mauro Russo, il pittore Mauro Russo, per questa rubrica che è Pittori a confronto. Però la rubrica partirà proprio, il via lo prenderà la settimana prossima. Quest'oggi siamo qui giusto per raccontarci un po', per farti conoscere ancora meglio ai telespettatori di Cusano Italia TV, anche se già sei stato ospite di vari programmi, anche tu sei stato all'Emigrante perché sei calabrese, arrivi da una terra fantastica, ci siamo conosciuti grazie a un quadro tuo meraviglioso. Chiedo alla regia se ci mandano anche le tue immagini dietro. Spiegami un po' come sarà la tua rubrica Pittori a confronto. Intanto buon pomeriggio a tutti. Per chi non l'avesse notato. Non vedevo l'ora di essere qui, non te lo nascondo, Gio, perché ogni volta che vengo nelle tue trasmissioni esco fuori poi con una linfa nuova, quindi è propedeutico per me essere qui ancora una volta. Pittori a confronto. Pittori a confronto non è altro che incontrare degli autori, degli ospiti con le loro opere, le loro storie d'arte e le loro vicissitudini nell'arte e nel corso della loro produzione artistica. Saranno pittori che provengono da posti diversi e da ambiti diversi, da gallerie e non solo, quindi ci saranno tante novità, sia per le loro vite e sia da quello che nasce dai loro discorsi, dai loro trascorsi si possono fare riferimenti alla storia dell'arte, quindi sarà un intrattenimento pomeridiano piacevole, perché si farà una carrellata non solo nella contemporaneità ma nel corso dei secoli insomma, e possiamo dire che tra tutti questi pittori che ti verranno a trovare, una decina, diciamo, scelti dalla produzione, esporranno poi a Salotto Tevere l'anno prossimo. Dal 9 giugno si aprirà questa grazie alla tua disponibilità sempre. I pittori che parteciperanno a questi incontri, diciamo, a questo concorso, parteciperanno poi avranno modo di partecipare poi in chiusura in una delle tue serate nello splendido Salotto Tevere, presso la manifestazione lungo il Tevere Roma, in modo da poter creare una collettiva. Esporranno là. Tu in questo momento però stai esponendo, c'è una tua personale, questo lo possiamo dire, tanto siamo in televisione, sì, lo possiamo dire. Sulle ali del tempo, sì. in Art Gallery Gregorio VII a Roma, c'è in esposizione la mia personale con 36 opere, per chi volesse vedere la mia produzione artistica, che non è altro che un'antologica sulle ali del tempo che accompagna un po' il mio percorso artistico dai primi anni della mia produzione ad oggi, quindi vi invito a vederla. Mauro, io sai che oggi avevamo già detto una giornata un po' così, per la prossima settimana la tua rubrica avrà tutto lo spazio che merita. Io voglio raccomandare a casa il 342 62 75 717 proprio per gli ultimi voti per i cantanti. Andiamo in pubblicità, ti ringrazio per essere stato qui, ci vediamo la settimana prossima e torniamo subito con i concorrenti, a tra pochissimo.